Benvenuti, oggi è martedì 4 marzo 2025. Il sole sorge alle 6:29 e tramonta alle 17:55. La luna si leva alle 8:47 e cala alle 23:34. Oggi si celebra San Casimiro. Il nome Casimiro deriva dal polacco e significa persona potente, eccelsa nel comandare. Oggi 4 marzo si celebra il World Tennis Day, giornata mondiale di promozione e diffusione del tennis e dei suoi valori. È uno sport che fa bene in ogni stagione e a ogni età, ecco perché è nella top 5 delle discipline più praticate al mondo. Oggi festeggiamo il compleanno di un grande giornalista e telecronista sportivo, Pierluigi Pardo, che compie oggi 51 anni. Ha una laurea in economia, ma la sua passione è sempre stata il calcio. Ha lavorato per Sky, Mediaset e DAZN, è la voce ufficiale della Serie A e di FIFA, il famoso videogioco. Ha deciso di lasciare Tiki Taka, il programma di cui era conduttore, per dedicarsi alle telecronache, il suo primo amore. Un altro compleanno importante è quello di Umberto Tozzi, che oggi spegne 73 candeline. Leggenda della musica italiana, ha scritto e cantato canzoni indimenticabili che hanno fatto la storia. Chi non conosce Ti amo, Gloria, Gente di mare e Si può dare di più? E infine un augurio speciale va a Bebe Vio, che oggi compie 28 anni. Campionessa di scherma, una ragazza che ha saputo trasformare una tragedia in una vittoria. A 11 anni ha contratto una meningite fulminante che le ha fatto perdere le braccia e le gambe, ma non si è arresa, ha continuato a praticare lo sport che amava con delle protesi. Ha partecipato alle Paralimpiadi di Rio, dove ha vinto la medaglia d'oro nel fioretto, combattendo la favorita cinese. Il 4 marzo 1877 al Teatro Bolshoi di Mosca debuttò il balletto che avrebbe fatto la storia della danza, Il lago dei cigni. Una fiaba romantica musicata da Tchaikovsky che narra l'amore impossibile tra il principe Siegfried e Odette, la regina dei cigni, vittima di un incantesimo. La prima versione non ebbe grande successo, solo dopo la morte di Tchaikovsky il balletto venne rivisitato e da allora è diventato il simbolo del balletto classico, ammirato in tutto il mondo. Ma avete mai sentito parlare di teoria delle stringhe? La teoria delle stringhe è un tentativo di risolvere i più grandi problemi della fisica, per esempio come operi la forza di gravità su scala microscopica. Ipotizza che tutte le particelle siano stringhe oppure corde vibranti a una frequenza diversa e facciano parte di una struttura universale. Nessuno ha ancora escogitato un metodo per mettere alla prova la teoria delle stringhe e per il momento è un sistema matematico che sembra accordarsi col comportamento delle particelle quantistiche. Buongiorno ai 12, oggi una splendida luna in Toro. Cosa porterà al resto dello zodiaco? Scopriamolo insieme. Ariete è una luna che porta danari, anche se la sua quadratura con Plutone vi ricorda, cari Ariete, che è il caso di pensare in maniera un po' più ambiziosa alle vostre finanze e magari di rimpinguare un po' i conti facendo delle piccole operazioni. Toro, la luna oggi trionfa nei vostri gradi, la sua quadratura con Plutone però la rende un po' ambiziosa, i pensieri si complicano un po', forse qualche sospetto, non crucciatevi più di tanto cari Toro, è una sensazione assolutamente passeggera. Gemelli, la luna in Toro di oggi è una luna molto intuitiva e vi aiuterà moltissimo a scoprire anche una serie di cose su qualcuno che credevate irrigare in una certa maniera e invece vi riserverà delle sorprese. Occhi aperti. Cancro, la vostra giornata oggi a vale della luna
che in aspetto molto più che positivo, in uno splendido Toro, vi augura un apporto amicale decisamente piacevole e disponibile. Con Plutone anche qualche parere potrebbe non essere proprio a voi congeniale e forse potreste rimanere un po' frastornati da qualcosa che vi dice qualcuno in famiglia. Cercate comunque di capire bene le ragioni di tutto un organico che a volte vi sfugge. Leone, la vostra giornata oggi inizia con una luna in quadratura e complice anche la sua quadratura con Plutone in opposizione. Oggi è una giornata che vi mette un po' a soqquadro l'agenda, proprio perché gli impegni difficilmente potranno essere rispettati. Plutone, tra l'altro, insinua qualche piccolo sospetto. La luna di oggi è una luna un po' sospettosa. Vergine, luna di trigono per voi, una bella luna solida che con Plutone vi aiuterà a muovere dei meccanismi molto importanti. Si genererà quella piccola crisi che invece dà modo alle vostre abilità di essere tirate fuori e ancora una volta di dimostrare che siete degli abilissimi strateghi. Bilancia, la vostra luna oggi non vi parla, finisce la sua posizione in Ariete e l'umore torna normale. Forse oggi avete bisogno un po' di relax, di silenzio e tutt'al più di non interloquire necessariamente o forzatamente con i soliti impegni che avete nel lavoro. Avete bisogno di dialoghi molto più morbidi ed affettivi, esulate un po' dalla routine quotidiana. Scorpione, una giornata che inizia con la luna in opposizione e in più la quadratura di Plutone. Non è proprio la giornata ideale oggi questa per l'umore, ma sicuramente vi darà modo di capire quali sono i sentimenti che vi mancano e in cosa forse dovete trasformare parte del vostro essere. Sagittario, con una luna così oggi tenderete moltissimo a vivere in una maniera legata molto al quotidiano, alle piccole cose, ad aggiustare qualcosa in casa e anche a prendervi cura delle piccoli dettagli che a volte trascurate per la vostra fretta. Oggi comunque l'amore allieta con una comunicazione serena il vostro umore. Capricorno, trigono anche per voi, la luna oggi è splendida e parla di amore e di passione. Sicuramente una luna che compensa un weekend e un inizio settimana non proprio ideali, quindi godete dei sensi e mi raccomando poche parole. Acquario, con voi questa luna entra in quadratura soprattutto sul Plutone che avete ospite nei vostri gradi. La luna vuole dirvi di guardare bene alla vostra condizione ambientale. Probabilmente dovete fare dei lavori in casa o semplicemente metaforicamente cambiare un po' qualcuno dalla vostra routine quotidiana. Forse non tutte le persone hanno una maniera etica e corretta di muoversi nei vostri confronti. Pesci, la giornata di oggi è una giornata incredibilmente positiva. La luna è amica in terza casa e vi stimola alla comunicazione, al dialogo affettivo. Una luna che però vi fa rivedere anche eticamente tutta una serie di faccende legate a un modo di procedere. Cercate comunque di essere analitici e di avere contezza della situazione generale. Il 4 marzo 1950 il mondo si innamorò di una nuova eroina, Cenerentola. Il film di Walt Disney ispirato alla celebre fiaba fu un trionfo di incassi e di critica che segnò la rinascita della casa di produzione dopo una crisi creativa. Cenerentola, la ragazza umiliata dalla matrigna e dalle sorellastre, che grazie alla magia di una fata madrina riesce a sposare il principe, conquistò il cuore di grandi e piccini con le sue canzoni indimenticabili e il suo messaggio di speranza. Fu il primo di una serie di capolavori che avrebbero fatto la storia dell'animazione e che ancora oggi ci fanno sognare. Ma sapete cosa dicono gli inglesi quando secondo loro non c'è alcuna possibilità che qualcosa possa realmente avvenire? A snowball's chance in hell è l'espressione che viene utilizzata e indica la possibilità di una palla di neve di sopravvivere alle temperature dell'inferno, come possiamo immaginare pari a zero se per inferno si intende quel luogo dell'immaginario comune in cui divampano le fiamme.
Lucio Dalla è stato un artista straordinario e originale che ha lasciato il segno nella musica italiana. Nato il 4 marzo 1943, data che ha ispirato una delle sue canzoni più famose, ha iniziato la sua carriera come jazzista, suonando il clarinetto e il sassofono. Il suo ingresso nel mondo della musica leggera però non fu facile. Al suo debutto al Cantagiro nel 1964 fu accolto da una pioggia di pomodori dal pubblico. Era solito portare come orecchine delle ciliegie appese per il gambo o un brillantino che gli aveva regalato Maradona. Aveva una gallina come animale domestico che talvolta portava in giro al guinzaglio. Ci salutiamo con la frase del giorno. Ho sempre pensato che la peggior cosa nella vita fosse rimanere soli. Non lo è. La peggiore cosa è stare con persone che ti fanno sentire solo. Quindi circondatevi di persone che vi facciano stare bene, siate voi stessi elementi positivi nelle giornate e nelle vite degli altri. Appuntamento come sempre a domani. Buona giornata dalla vostra Martina.